grazie a te per aver ricordato di essere brevi e concisi. E la cosa più difficile è proprio quella, non è un incontro del genere, di essere molto concisi. E tanto quando Franco mi ha dato un invito 3 settimane fa, e ho detto sicuramente sarò presente perché vorrò venire per stupirmi sicuramente della tua pubblicazione, perché Franco ha fatto qualcosa di particolare che tutti quanti gli riconosciamo, di essere un archivista, di essere un raccoglitore della storia gioiese attraverso la cartolina, attraverso il filmato, attraverso la carta testata, tutto quello che ci ha fatto vedere. Ora io faccio una considerazione e mi allaccio un attimino a quanto ha detto l'architetto Bonanno, che trova asettico questo libro. Certamente un giovane che non conosce Gioia Tauro, che non conosce la storia del passato, certamente vedendo una fotografia, un'immagine, trova soltanto una testimonianza grafica, ma qualcuno che ha i capelli bianchi come me e gli altri che conoscevano già la città, nel vedere una di quelle fotografie trova qualcosa, un'emozione che parte da sotto, parte da dentro, certamente. E perché quando vi ho detto a Franco sarò presente, perché sicuramente darei qualcosa di particolare. A me ha dato grande emozione, amici carissimi, perché questo libro cos'è? E adesso faccio un salto e torno un po' indietro. Caro architetto Bonanno, quando sei andato a scuola hai fatto geografia, hai fatto storia. Ma ti sei spiegato perché la storia che hai fatto? L'hai letta, l'hai studiata? Perché te l'hanno data? Per sapere oggi dove siamo, da dove veniamo e perché siamo in queste condizioni. Allora, da questo momento in cui tu hai quel libro di storia che ti ha dato, ecco il presente, farai la tua programmazione per il tuo futuro. Questo libro è la storia di Gioia Tauro. Ci troviamo qua a Gioia Tauro in questo momento per sapere come siamo arrivati e che cosa è la storia della città, per programmare il nostro futuro. Ecco, questa è una dimostrazione di una vocazione che oggi la città di Gioia Tauro ha sul commerciale, e lo dimostra questo libro, la testimonianza, per poter programmare il nostro futuro. Per essere, ecco, un popolo che si deve rispettare, il popolo deve conoscere il passato, le proprie radici, deve saper osservare il presente per poter programmare il proprio futuro. E io faccio una cosa, devo dire grazie a tutti coloro che scrivono libri a Gioia Tauro, però io cito 3 cose importanti, anzi 5, 3 pubblicazioni e 2 musei. E allora devo dire che il primo libro di testimonianza è questo, lo dico tranquillamente, la storia. Ma c'è un altro archivista, caro Franco, che tu conosci benissimo, che sulla mia sinistra, Fortunato Costantino, che ha scritto Giovane dell'ora, 20 anni di storie di giovani, come te, come me e come tanti, come Totoroto e tanti altri, che in quel momento abbiamo trasformato, e con la città dal punto di vista culturale, dal punto di vista anche spettacolare. Un altro libro non è per vantarmi, ma racconto la storia dei nostri nonni, come diceva mio nonno, 5400 proverbi per dare al futuro, ai giovani, ai ragazzi, per sapere qual era l'incontro sapere dei nostri anziani, dei nostri nonni. E allora dobbiamo dire questo. Mi sfuggiva il quarto e il quinto, la quarta testimonianza, al di là del museo di Tauros. Ci sono 2 testimonianze di Gioia Tauro, 2 musei, uno a Casalagna, dove ci sono tanti reperti del nostro passato, e poi c'è un altro al Piano delle Fosse, un altro museo di Pellicanò. Andate a visitarlo, Pellicanò, andate a visitarlo, perché è la storia della nostra città. E se vogliamo avere una città con un futuro come il sindaco poco fa ci auspicava e ci diceva di impegnarci tutti per andare avanti, certamente dobbiamo conoscere questo nostro passato e attraverso il nostro presente programmare un futuro diverso. Grazie.
Imprenditore Tarantino, grazie, con la solita preghiera.